Si è svolta presso la casa natale Luigi Pirandello, nel parco antistante, il secondo appuntamento del premio Pirandello Fest. Diversi gli incontri letterari sul tema, che ha visto la presenza dell'ex onorevole ministro Alfonso Pecoraro Scanio, della signora Giovanna Carlino Pirandello, di Emanuele Carrera, direttore della Fondazione Fausto Pirandello, e il presidente del Consorzio Universitario di Agrigento, Nenè Mangiacavallo. Un uomo, un letterato, un premio Nobel, un rappresentante autorevolissimo della letteratura mondiale, è giusto che venga ricordato, se non mensilmente almeno annualmente. E questa occasione rappresentata dall'anniversario della sua nascita sicuramente ha fatto sì che l'amministrazione comunale, la Fondazione Teatro Pirandello si attivassero opportunamente per ricordarlo come uomo e come letterato. Questa serie di iniziative che sono state promosse credo che si possano inserire perfettamente in quel contesto culturale, letterario, organizzativo e con altri aspetti peculiari relativamente a una valorizzazione turistica che è rappresentata dalla candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura. Quindi che ben vengano queste manifestazioni, che si venga tributato il giusto riconoscimento ad un grande uomo come Pirandello, e io sono onorato di essere stato invitato ad esprimere la mia opinione in merito. Beh, sono 155 anni dalla nascita, mi sembra importante che che il comune, che la comunità locale si occupi di un tema del genere, anche perché Pirandello è stato uno dei pochi premi Nobel italiani, due, è uno dei pochi ad aver dato addirittura un aggettivo alle cose pirandelliane che in Italia e in Sicilia sono abbastanza comuni, e soprattutto se Agrigento vuole candidarsi a Capitale della Cultura Italiana nel 2025, i templi sono fondamentali, ma bisogna aggiungere le altre ricchezze di questa terra, che è una terra che ha una grandissima tradizione, molto antica, ma anche una modernità, e una figura come Pirandello è una figura moderna. Basti pensare che in uno dei teatri più importanti di Napoli, che è il San Lazzaro, c'è una grande immagine di Pirandello con Edoardo, perché come dire, Edoardo era particolarmente onorato di avere tra gli spettatori un premio Nobel come Pirandello. Quindi, come vedete, ci sono tante cose che si legano insieme, soprattutto in quello che era il regno delle due Sicilie, e quindi io, da eletto storico di Napoli, cittadino campano, ma di nonno agrigentino, non posso che essere un punto di congiunzione di questa meraviglia. A me fa immenso piacere di essere ritornata ad Agrigento, perché prima venivo con mio marito, adesso da 4 anni che è mancato, quindi è un ritorno che mi fa ricordare, ecco, questa bella esperienza, insomma, che ho conosciuto proprio qui ad Agrigento, Pierluigi, in occasione di queste manifestazioni, di occasioni, insomma, pirandelliane, o per la nascita o per la morte di Luigi il 10 dicembre. E poi lì, da quell'incontro, nacque poi questa simpatia, ci siamo frequentati, ci siamo sposati e ho condiviso un mondo nuovo per me dell'arte, per cui ho condiviso tutto quello che lui ha voluto, anche nelle attività culturali, anche a casa abbiamo rappresentato tante opere teatrali, presentazioni di libri, c'è anche un legame tra Luigi, cioè qui Luigi Pittore, che è stato ad Anticoli Corrado, pure Luigi, l'ultimo anno nel 1936, quando poi è venuto a mancare, insomma, il 10 dicembre, però dipinse un'opera di Pierluigi, che era piccolo, avevo 8 anni, e Luigi ha dipinto questo quadro ad Anticoli Corrado, per cui aveva questo amore per Anticoli e per Agrigento, anche se lontano, però sempre vicino, la terra la sentiva sempre vicina, tant'è vero che quando ha conosciuto me dice: ecco, meno male, ritorno alle origini con Giovanna. Quindi a seguire le conversazioni impossibili tra Pirandello e Sciascia, tenuta dallo scrittore Matteo Collura. Sì, io ho preparato una conversazione impossibile, cioè immaginaria, tra Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia. L'idea era quella delle interviste impossibili, quelle di Umberto Eco e Giorgio Manganelli. Ho alzato un po' l'asticella l'anno scorso e mi è venuto di inventare questo dialogo
sana pianta, perché Pirandello e Sciascia sono entrambi morti. E tra l'altro è interessante riflettere su un dato, che se si incontrano Pirandello e Sciascia, Sciascia sa tutto di Pirandello perché è nato nel 21 e Pirandello è morto nel 1936, quindi da giovane ha fatto in tempo a leggere, a vedere il teatro eccetera, mentre Pirandello non sa niente di Sciascia. E allora nel corso di questo colloquio Pirandello diciamo, impara a conoscere Sciascia e a sapere chi è Sciascia. Al termine della serata l'attribuzione del premio Pirandello Feste, che è stata assegnata dall'amministrazione comunale di Agrigento all'attore Nino Bellomo, che tra qualche giorno festeggerà i suoi 100 anni di età. Tutto ciò che viene fatto in Agrigento per me è un godimento, perché sono tra quelli che ad Agrigento ha cercato di dare il meglio per questa grande nostra città e poi per l'abilità personale di essere sempre nella vita per gli altri più che per se stessi. È stato semplice ma impegnativo e importante, l'abbiamo voluto assegnare al maestro Nino Bellomo, che è veramente rappresenta Agrigento, rappresenta la cultura, rappresenta la storia della nostra città, e quindi quale persona migliore per aprire questo premio, che adesso vi leggo la descrizione, è meraviglioso, e consegno nelle mani del maestro Nino Bellomo. Un applauso, grazie.